Bene, eccoci insieme anche oggi, è tornato a trovarci Silvano Fogarollo, il leader, il presidente insomma, dei carrozzieri di Confartigianato del Veneto e già presidente nazionale della categoria. Beh, insomma, avevamo pensato questa puntata per salutare un successo, infatti l'abbiamo anche titolata Per una volta Davide batte Golia, parliamo di assicurazioni auto. Poi arriva il nostro ospite e ci dice, beh, insomma, parlare di successo forse eccessivo, parliamo di pareggio. Fatto sta che la legge annuale per il mercato e la concorrenza, che è entrata in vigore da poche settimane, comunque riequilibra il rapporto fra carrozzieri e assicurazioni. Leggo dal comunicato stampa diffuso: carrozzieri ed automobilisti hanno prevalso sul potere forte delle imprese di assicurazione, capaci in più occasioni di condizionare le decisioni politiche in loro favore, spesso a discapito dei consumatori. Ricordo così da una puntata precedente che uno dei problemi sul tappeto era la possibilità per l'automobilista di rivolgersi all'operatore, al professionista, all'artigiano che più gli aggradava, invece di dover andare forzatamente dai carrozzieri convenzionati. E infatti leggo che il primo principio che voi indicate come tutela delle carrozzerie contenuta nella legge dice: la libera scelta del riparatore di fiducia da parte dell'automobilista, in modo da escludere il pericoloso controllo del mercato delle riparazioni da parte delle compagnie. Qua avete vinto. Diciamo che è stata una bella vittoria, questa sì, avere la possibilità tutti noi di riparare senza che per l'automobilista, il consumatore, ci sia l'obbligo di rivolgersi dove la compagnia dà le indicazioni, in quanto ci sono sempre nel nostro mondo dei carrozzieri che hanno fatto degli accordi a costi a ribasso, e addirittura ci sono stati momenti, e per il momento si è calmato, però ci sono stati momenti in cui il tempo per le riparazioni era stato ridotto da tempari proprio ridotti all'osso. Adesso sembra che qualcuno di questi tempari sia stato messo da parte. Il tempario sarebbe le regole per le sostituzioni e le riparazioni dell'automobile, giusto? Che una volta erano condivise con le categorie sindacali, carrozzieri, meccanici, via di seguito. Adesso invece qualche compagnia ha fatto di testa sua, partendo dal vecchio accordo ANIA, dove i carrozzieri erano in collaborazione con le compagnie, giusto? Hanno ridotto all'osso i tempi e hanno ridotto anche all'osso il costo orario. Con il rischio che poi i lavori non siano fatti come si deve dire a regola d'arte. No? Arriveremo poi al punto 10 dove ci sarà il tavolo. Li vuole fare punti per punti? Io no, lei vada dove deve andare, tranquillo. Leggo che un'altra cosa che voi sottolineate è la valorizzazione della professionalità dell'autoriparatore e la sua indipendenza dall'assicuratore per escludere impropri condizionamenti del soggetto tenuto ai risarcimenti. Sì, proprio perché il rischio era di creare una lobby, insomma, in qualche maniera. Infatti, se lei va indietro nel tempo e parliamo del 2014, inizio 2014, quando hanno mandato le compagnie, hanno chiesto al governo, e c'era quel famoso articolo 8 dove si diceva: se tu non ripari dove dico io, mi trattengo il 30%. Se tu vai da un tuo carrozziere, mi trattengo il 30%. Se non ripari l'auto, mi trattengo il 30%. Questa non era libertà. Certo. Capito? Siamo partiti da quel momento là a contestare e contrastare questo sistema. Noi vogliamo che gli autoriparatori carrozzieri, indipendenti o fiduciari, siano tranquilli che il loro cliente, il consumatore, se decide di fare una scelta, la faccia liberamente e indipendentemente dalle condizioni di polizza, perché sulla polizza ti vincola. E non è questo che va bene. Poi abbiamo anche un massiccio intervento delle agenzie che fanno pressione presso gli assicurati e ritengo / consumatori
perché vadano su questa carrozzeria o su quella carrozzeria. È chiaro che le pressioni che vengono fatte sono fatte perché hanno un introito. La compagnia, ogni veicolo canalizzato dà un bonus, non so sotto che forma, ma so che c'è un bonus. Ed è chiaro che chi riceve questo bonus porta avanti questa linea. Noi vogliamo che ci sia indipendenza. Assoluta libertà da parte del consumatore di scegliere dove portare la macchina ad essere riparata. Visto che poi dobbiamo dare la garanzia. Allora io non posso essere costretto a lavorare con tempi striminziti di riparazione, come abbiamo detto un attimo fa, con tariffe ridotte all'osso e dare garanzia. Diventa difficile, Altro punto, la conferma ufficiale della prassi della cessione del credito in modo da escludere esborsi preventivi spesso impossibili per l'utente. Perché c'era il rischio che adesso io dovessi pagare, cioè io voglio dire, ovviamente l'assicurazione paga i danni del danneggiato. Lei dovrebbe sempre pagare il carrozziere, giusto? E poi riceverà il quanto dovuto dalla compagnia. Ma da parecchi anni... ultimamente non era più così. No, non è più così. Da parecchi anni abbiamo avuto... Sì, è entrata in modo massiccio nel mondo dell'autoriparazione la cessione del credito, che dà al nostro cliente e consumatore la possibilità di non pagare, perché verremmo pagati dalla compagnia il quanto dovuto per la riparazione. Invece di fare un giro largo molto lungo, viene fatto un giro più corto con i tempi biblici delle compagnie, ma arriva a noi, salvo che non ci siano delle furbate sotto. Qualche cliente ti dice: ho ragione, noi carrozzieri dovremmo essere abbastanza attivi e veloci da quantificare e vedere sulla constatazione amichevole se tutto è a posto ed eventualmente informarci. Lei parlava prima del punto 10, forse ci stiamo arrivando, perché vedo che nel sommario che voi segnalate dite il riconoscimento alle associazioni degli autoriparatori maggiormente rappresentative, e poi devo dire con una vena di polemica, aperta parentesi, non tutte, appunto il riconoscimento di una funzione propositiva e di coordinamento. Ce l'avete con qualcuno? No, non ce l'abbiamo con nessuno, però se lei mi permette vorrei fare un passetto indietro e riepilogare un po' il nostro percorso, che da 2014, giusto, con quella famosa calata su Roma al Pranichetta, noi carrozzieri, giusto, io personalmente sono andato controcorrente in quel momento là, dicendo che l'articolo 8 non mi andava bene e doveva essere eliminato. Di questo disegno di legge. Di questo famoso disegno di legge, perché sappia che ogni volta che cambiava il governo, e continuerà ancora, che cambiava il governo, le compagnie facevano presentare un disegno di legge a favore loro. Dopo Capranichetta, che ci è andata bene, che è una sala, un cinema-teatro di Roma. Un cinema-teatro di Roma, esatto, in piazza Montecitorio, al Consiglio nazionale dei carrozzieri ho detto: è ora di finirla di restare in trincea, dobbiamo uscire allo scoperto e non aspettare il prossimo attacco delle compagnie. Abbiamo creato un gruppo di lavoro dove abbiamo detto: vediamo se buttiamo giù le basi per un disegno di legge nostro, che è stato appoggiato dall'onorevole Vignali, dalla Sara Moretto, l'onorevole Moretto, che hanno fatto loro tutto questo e l'hanno portato avanti e adesso è diventato legge. Una gestazione abbastanza lunga, difficile, ma è diventato legge. E abbiamo quei punti che lei ha toccato che ci danno abbastanza vantaggio, e tutto questo ha portato a parecchi incontri con l'ANIA. Abbiamo avuto parecchi incontri, dopo un primo momento di arrabbiatura da parte loro perché avevamo spinto questo disegno di legge, siamo andati piano. Il cambiamento del presidente di ANIA, da Minucci, che ci... È l'associazione degli assicuratori. Scusi. No, certo, delle assicurazioni. Del cambiamento dal presidente Minucci, che ci offendeva dandoci dei ladri, tant'è che è dovuto intervenire il presidente Merletti con una lettera aperta per richiamarlo all'ordine, come
tra virgolette, con la nuova presidente Bianca Maria Farina c'è stato un nuovo dialogo con ANIA, questa associazione che rappresenta le compagnie. Abbiamo cominciato a dialogare e buttare giù un protocollo d'intesa che secondo il mio punto di vista è andando avanti nel tempo è sempre stato più vuotato dai contenuti che ci davano dei vantaggi. L'ultimo incontro che è stato fatto hanno detto: su questo protocollo lavoreremo solo sui sinistri RC auto e non sui sinistri a responsabilità civile diversa o CVT, come li chiamano loro. Dunque noi su atti vandalici, grandine e quant'altro, giusto che non è regolato da una legge, non avremmo più potuto avere dei vantaggi o lavorare perché loro ci mettevano dei vincoli. Questo non è possibile, di conseguenza ci siamo fermati con le trattative. Nel contempo è venuto avanti il disegno di legge che ci dà dei vantaggi. Adesso delle opportunità più che dei vantaggi, devo dire. Diciamo che conferma quello che noi dicevamo, che la cessione del credito è sacrosanta per i carrozzieri, perché manleva il consumatore da esborsi che magari non sono previsti nell'ambito familiare. No, anche perché generalmente le assicurazioni rimborsano colui che è danneggiato. Normalmente per cui io subisco il danno e per giunta devo pagare in quel momento. Esatto. È pesante. Sì, poi sappiamo che quando vai a ritirare l'auto il carrozziere ti dà l'auto, ma qualcosa vuole in cambio. La cessione è il cambio. Del credito. Sì. La cessione del credito. È il credito. Tu vai per la tua strada, controllati l'auto, siamo qua, ti emettiamo il documento fiscale che ti dà anche la possibilità della garanzia prevista dalla legge, che quando scrivono garanzia biennale mi fanno ridere, perché la garanzia sulla riparazione sono anni che è prevista dalla legge, giusto? E mettendo il documento mettiamo anche la garanzia. Poi la compagnia a tempo debito ci pagherà. Bene, io mi devo fermare qua perché dobbiamo andare in sigla. Grazie a Silvano Fogarollo, che ricordo essere il presidente dei carrozzieri di Confartigianato del Veneto, già presidente nazionale, persona del dialogo, devo dire, ma sì, con la fermezza della coscienza delle proprie posizioni a tutela della categoria e anche dei consumatori. Innanzitutto. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Alla prossima.